Euroregione News. Friuli Doc, ritorno alle origini. In vista della prossima edizione di Friuli Doc, la kermesse enogastronomica per eccellenza del territorio regionale, l'amministrazione comunale di Udine ha deciso di tornare alle origini. Basta cocktail, birre e bicchieri in plastica. Una crisi di identità? Lo abbiamo chiesto all'assessore alle attività produttive Alessandro Venanzi. Diciamo la verità, noi abbiamo voluto questa maggiore regolamentazione per la kermesse andare a riabbracciare quelli che erano i valori fondanti del 95, ovvero la promozione del territorio, delle nostre eccellenze, della nostra cultura, della nostra gente. Vogliamo appunto consentire che all'interno della manifestazione le persone non solo trovino un luogo di aggregazione, ma la possibilità in maniera fruibile di girare la manifestazione, assaggiare, degustare con maggiore serenità. Un'impronta che ricorda sapori Pro Loco. In cosa si distinguerà Friuli Doc? Ecco, noi da Sapore Pro Loco abbiamo preso un pezzettino, mi spiego, con il presidente dell'Umpli Pezzarini, che è il presidente regionale del Pro Loco, abbiamo fatto un accordo che appunto ricalca la best practice della manifestazione che appunto si è appena conclusa a Villa Manin, ovvero quella di creare dei menù di degustazione a prezzi bassi, qualora appunto l'utente lo desiderasse. Le eccellenze possono in questo caso veramente mettersi in mostra. Sapore Pro Loco semplicemente è una rappresentanza delle varie feste locali che ci sono durante l'anno. Avete ascoltato Euroregione News.